Adesso che la partita è terminata, perché abbiamo agganciato il Quartuccio che sono a 10 punti, sono ai penultimi, quindi insomma adesso siamo sempre lì, non è che dobbiamo soffrire tutto il campionato, però insomma questa vittoria sicuramente ci mette un po' di tranquillità e adesso sabato andremo a giocare con più tranquillità cercando di recuperare punti. Tanta rabbia finalmente nel gioco dei ragazzi. Ma sì, la voglia di vincere, la grinta c'era, ma c'era anche in altre situazioni, solo che questa volta insomma ci abbiamo messo qualcosa di più e siamo riusciti, ecco, a vincere la partita. Va bene, allora la prossima settimana dove sarete? La prossima settimana siamo a Roma, vicino Roma, a Riccia. A Riccia, bei posti, dai. A Riccia, andiamo a mangiare la porchetta. Ecco qua il capitano finalmente sorridente. Sì. Allora Giovanni, come dicevo prima al presidente, ho visto tanta rabbia oggi nel vostro gioco, giusta, quella giusta. Tanta rabbia, tanta voglia di vincere, grinta, ci serviva questo, il Garibaldi alla fine è cuore, tecnica, testa, ci siamo allenati bene per 2 settimane, la scorsa settimana abbiamo fatto una bella partita contro una bella squadra, purtroppo è andata male e questa era la partita giusta per vincere, per dare quello che vuole il pubblico e quello che vuole il nostro presidente. E diciamo anche per ricominciare un cammino più positivo. Assolutamente, adesso si apre il ciclo di partite importanti, squadre un po' meno ostiche, le prime del girone d'andata, facciamo quindi il girone di ritorno, le rincontriamo, quelle che abbiamo già battuto e quindi noi puntiamo assolutamente a fare il risultato ogni giorno. Bene, bravissimi e in bocca al lupo per la prossima settimana. Crepi il lupo, grazie alla MadalenaTV.it. Allora, il Quartuccio è stata la squadra che ha dato l'input positivo al Luz Garibaldi, che purtroppo veniva da una serie di sconfitte non indifferenti. Credo ci sia stato un scavalcamento in classifica. No, penso dovrebbe essere, credo a pari punti dovremmo essere adesso poi bisogna vedere con certezza, ma non è quello che conta. Quello che conta è che per l'ennesima volta dimostriamo di avere dei limiti caratteriali e che l'inesperienza che abbiamo e la testa che abbiamo poco lucida nel gestire scontri diretti, soprattutto perché ci è già capitato col Pomezia con la Maddalena, che ha meritato assolutamente di vincere perché rispetto a tutte le partite che ho visto sicuramente ha giocato un'ottima pallavolo difendendo, decisa, cosa che non abbiamo fatto noi, nel senso che la Maddalena si è comportata da squadra che è decisa a non mollare, quindi ha difeso, quindi su ogni palla era attenta, eccetera eccetera, oltre che chiaramente non dimentichiamoci che loro hanno comunque giocatori che hanno sempre giocato in B2B1, cosa che noi non abbiamo e che paghiamo soprattutto in queste situazioni, e si è visto tutto. Marco Morello, finalmente una vittoria dopo tante settimane all'asciutto, come ti senti? Bene, almeno passiamo tutti una buona domenica, visto che da un paio di 2 mesi, non è che passiamo una buona domenica. Senti, no, vabbè, però... al di là della vittoria, che cosa secondo te ha fatto la differenza oggi? La differenza alla fine in queste partite qua, sia per loro che per noi, che loro sono venuti qua per fare i punti. Il fattore casa sicuramente può incidere, poi comunque la situazione anche di classifica, noi forse abbiamo un po' più di fame di punti, però al di là di questo insomma, siamo già 2 settimane che sicuramente ci stiamo allenando meglio, c'è molta più determinazione da parte di tutti, anche fuori casa Fiumicino
abbiamo fatto una buona partita, 2 set, vabbè, il terzo non tanto, ma 2 set sicuramente giocati bene, insomma, come stavamo giocando prima, con la stessa determinazione. Poi è normale che situazioni di classifica dove siamo ultimi, 7 punti, tutto viene più difficile, le palle sicuramente sono più pesanti. Allora, la prova del 9 sarà la prossima settimana, quindi esterna ad Ariccia. Sì, beh, certo, quello è un altro scontro diretto. Come si vede in questo campionato, insomma, le squadre a casa, quelle un po' a casa vincono un po' tutte, fuori casa, a parte le prime, che insomma quelle che devono vincere il campionato vanno e vincono da tutte le parti. Va bene, allora in bocca al lupo per la prossima settimana. Crepi. Oh Carlo, finalmente una bella vittoria, abbiamo visto tanta rabbia anche e soprattutto da parte tua, hai fatto delle battute molto belle, allora come ci si sente risalire la china? Meglio, più leggeri, adesso possiamo finalmente lavorare con un po' di serenità. Volevamo per forza questa vittoria, ci siamo allenati bene tutta la settimana, ieri soprattutto abbiamo fatto un allenamento lungo ma si vedeva che la squadra c'era e oggi abbiamo cercato di mettere tutto quello che avevamo per vincere, ci siamo riusciti bene. Adesso magari ci dà il là per sbloccarci anche in trasferta e nelle prossime partite, perché basta una vittoria per farti recuperare il morale, la fiducia e adesso magari riusciremo a far bene anche fuori casa. Va bene, grazie, ciao. Grazie a voi. Juan, finalmente una vittoria, siete contenti, avete trovato la strada giusta, anche voi avete sbagliato poco questa settimana, meno male, non avete regalato troppi punti. Sì, no, noi abbiamo trattato di fare abbiamo fatto il nostro e poi vabbè, per fortuna le cose sono andate al meglio. Poi vabbè, questo è un incontro, un derby in più, uno scontro diretto, quindi c'è quel pizzico in più di entusiasmo, di agonismo che ci prende in qualsiasi derby. C'era tuo padre tra il pubblico? C'era mio padre e mio fratellino, quindi ancora più contento. No, 2 settimane fa c'era anche tuo fratello che era tuo avversario, però non siamo venuti a intervistarvi perché era un momento molto delicato. Molto delicato. Però mio padre comunque era contento, uno ha vinto. Oggi sì, sì. Allora ragazzi, in bocca al lupo, grazie, portate altre vittorie, ci vediamo fra 2 settimane, va bene? Ok, grazie. Ciao. Sì, no, non sono infortunato, stiamo provando questo tipo di squadra e stiamo avendo anche dei bei risultati, infatti oggi ci ha premiato l'allenamento che abbiamo fatto una buona settimana di allenamento. Il tuo invito su Facebook è andato bene? È andato bene, ancora non ho le foto, adesso ci organizziamo e facciamo un bel gruppo. Allora, in bocca al lupo, speriamo di vederti giocare presto. Crepi il lupo, grazie. Ciao Lorenzo, finalmente la vittoria è arrivata, non hai sbagliato niente oggi, perché 2 settimane fa sei stato un po' nei lanci, un po' insomma nelle battute un po', però questa settimana non hai sbagliato niente, l'allenamento duro vi ha fatto bene, allora? Sì, oggi meno male abbiamo sbagliato un po' di meno delle altre partite in cui abbiamo perso, perché effettivamente è un campionato che chi sbaglia di meno vince. Oggi si è avuta la riprova, abbiamo perso un set, però siamo riusciti comunque anche a riprenderci a livello morale, perché il set diciamo lasciato un po' andare, è andata bene la ricezione, cosa che non è successo nelle altre partite. Questa è una chiave di lettura importante, la ricezione è quella che comunque ci consente di fare il nostro gioco, che è un gioco abbastanza veloce, abbastanza smarcante. Loro erano la nostra concorrente diretta, l'abbiamo riagganciata a 10 punti, è quello che volevamo, 3 punti erano quelli che volevamo a tutti i costi. Diciamo quindi che abbiamo ritrovato la strada giusta. Abbiamo ritrovato la strada giusta dopo 7 sconfitte, 7 sconfitte. Adesso abbiamo una partita sempre scontro diretto fuori, un'altra partita importante che prepareremo in palestra come abbiamo fatto con questa, sperando di giocare bene, soprattutto ricezione in palleggio sono le nostre diciamo, punti importanti a livello di campionato. Va bene, allora in bocca al lupo anche a te, ok? Ciao.